La gente vuole la politica vicina ai cittadini e vuole soprattutto la politica che si occupi dei cittadini. È l'ennesima dimostrazione che siamo sulla strada giusta. Speriamo di continuare così. Una piazza così piena Calalzo non l'aveva mai vista, merito della bella e fresca serata, dei piatti tipici. Qua pastin, polenta, capuzzi, insomma piatti tipici del territorio. Ma soprattutto dell'imperdibile opportunità di essere serviti al tavolo direttamente dai politici. Al lavoro il padrone di casa, ma anche gli amici colleghi sindaci di Cortina e Perarolo, oltre al capogruppo PDL in Consiglio regionale Dario Bond. Non dobbiamo sederci a tavola stasera, ma dobbiamo guardare in faccia le persone che ci sono qui e dire benvenuti a Calalzo, benvenuti nel Veneto, benvenuti soprattutto in provincia di Belluno, vista la provincia di Belluno come sta andando, e buon appetito. Promossi a pieni voti, manifestazione e servizio. Sindaci e consiglieri hanno sgambettato per tutta la serata e fino a notte inoltrata, pronti a soddisfare tutte le richieste. Ma ci scusiamo se questa sera non siamo perfetti, però insomma noi ci proviamo. L'importante, importantissimo, stare insieme e condividere la serata. Tra i sindaci però qualcuno partiva avvantaggiato rispetto agli altri colleghi camerieri. Esperienza così, ma insomma io vengo da una famiglia che lavora nel turismo, da piccolo un po' mi hanno messo a fare, con successi alterni, ma insomma qualcosa, tolta la polvere dovrei ricordarmi. Almeno 700 i coperti spazzolati, quasi il doppio rispetto alle aspettative della vigilia, più che soddisfatti i cittadini. Bellissima. Sì, è una bella iniziativa, è una novità qua per Calalzo, però è simpatica. Molto bella anche per attirare quei pochi turisti che ci sono e quindi sicuramente encomiabile. Soprattutto gli amministratori camerieri sono riusciti a far passare il loro messaggio: alla gente serviamo noi. I rappresentanti del territorio sono sempre e da sempre vicini alla gente, giorno dopo giorno. I sindaci lo sono tutti i giorni, tutto l'anno, perché sono a contatto veramente con i cittadini, con i problemi. Oggi lo facciamo in maniera simpatica, ironica, anche un po' più insomma distesa, però il contatto con la gente non manca mai. Serve a capire veramente quello che la gente vuole. Tante volte viviamo su uno scranno un po' più alto rispetto agli altri cittadini e ogni tanto ritornare tra la gente fa bene, a noi e anche agli altri.